Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi ho deciso di parlarvi di un rituale che a richiesta posso svolgere per voi. Ve ne parlo perché è davvero un rituale molto importante ed è associato ad una intelligenza divina veramente straordinaria, soprattutto per tutti coloro che conoscono e masticano un po' di Kabbalah. Si tratta infatti dell'angelo Raziel. Raziel è considerato il mago, diciamo così, il mago fra gli angeli. E, ovviamente uso il termine angeli intendendo i geni, le intelligenze divine che sono preposte appunto al buon funzionamento di questo piano della realtà e comunque ricevono appunto dei compiti particolari per il nostro progresso e per appunto accompagnarci nella nostra crescita e nel nostro percorso. Ci mancava il camion. Allora, Raziel è fortissimo, come ho detto, il mago fra gli angeli ed è anche il depositario della conoscenza e dei misteri di Dio. Dunque conosce tutte le leggi della creazione, conosce anche come creare. Egli infatti donò la sua sapienza concentrata in un libro ad Adamo e in questo libro appunto che Adamo studiò con passione e con assoluta intensità tutto il tempo in cui fu ospite nel giardino, appunto questa conoscenza, questa sapienza gli permise di imparare appunto a creare proprio a immagine e somiglianza di Dio. A seguito della caduta però il libro gli fu sottratto, cioè gli fu tolto ad Adamo, fu tolto questo libro e Adamo ne soffrì terribilmente perché non solo amava studiare, ma quel libro per lui rappresentava qualsiasi cosa, una cosa importantissima. Questa sapienza e questa conoscenza è contenuta in un passo di Genesi 5, cioè la presenza di questo libro viene menzionata. Dunque ci sono appunto dei rimandi all'interno della Torah. Raziel dunque aveva fatto dono di tutta la sua sapienza al primo uomo. Non privo questo gesto di suscitare appunto l'ire di altri angeli, altri arcangeli che fecero sparire il testo. Fu gettato nelle acque e per ordine di Dio che diede questo compito all'arcangelo Gabriele di recuperare il testo e poi fu riconsegnato ad Adamo, che appunto lo perde poi, cioè è Dio stesso a toglierglielo a seguito della caduta. Eppure Adamo ne soffrì terribilmente, si impose una specie di punizione, astensione, cioè era disposto a lasciarsi morire senza questo libro. Così Dio, intenerito e mosso a compassione da questo gesto di sottomissione, ma anche di resa di Adamo, decise di restituirglielo. Questo testo fu poi trasferito a Set e così via arrivò anche nelle mani di Abramo, accompagnò anche Noè all'interno di questo testo che si chiama Sefer Raziel, che è il testo appunto il libro di Raziel, dell'arcangelo Raziel, e in questo testo Noè trovò le istruzioni per costruire l'arca. Insomma, è sicuramente un libro che dal punto di vista del valore cabalistico è estremamente importante.
Dunque potete capire, comprendere come il potenziale di questo rituale possa davvero creare una svolta nelle nostre esistenze. Raziel infatti permetteva e permette tuttora di abbattere ogni ostacolo, è chiamato anche l'angelo di giustizia, rimuovere dunque i vari blocchi, le varie i vari accumuli energetici che sono negativi, negatività insomma, che ostacolano e impediscono non solo uno svolgimento sereno della nostra esistenza, ma anche la realizzazione dei nostri obiettivi e di quelli che sono i nostri progetti. È chiaro che va sempre tenuto in considerazione che Dio ha l'ultima parola su queste dinamiche, nel senso che è Dio stesso talvolta a impedirci di conseguire delle cose, forse perché non sono giuste per noi, ma è anche Dio stesso a mettervi sul cammino eventualmente di un rituale di questo tipo, proprio perché probabilmente avete bisogno di abbattere degli ostacoli, un grande accumulo negativo e di liberare un potenziale magnetico molto forte che vi aiuti a concretizzare i vostri progetti. Perché è tanto potente questo rituale? Intanto non si tratta di accendere una sola candelina, non si tratta di accendere nemmeno un tot di lunazioni, ma è un rituale che si concentra in 3 giornate e in queste 3 giornate, sia per il numero di candele, sia per gli ingredienti, diciamo così, e le formule che vengono recitate proprio per l'esecuzione del rituale, viene sprigionato un potenziale magnetico che può essere paragonato al lavoro di 30 lunazioni. Dunque vi renderete ben conto di come nel giro anche di poco tempo sia possibile vedere smuovere determinate situazioni e soprattutto togliere e rimuovere dei blocchi. È chiaro che viene valutato se effettivamente questo rituale fa il caso vostro, perché non è necessariamente detto che anche se lo richiediate sia opportuno per voi. Dunque sappiate che in ogni caso con un consulto, una consulenza, stabiliremo sempre il giusto percorso per ciascuno di voi. Dunque vi ho presentato appunto questo lavoro che è un lavoro di magia cabalistica, alta magia cerimoniale e con grandissima umiltà lo metto a vostra disposizione. Dunque eventualmente chiedetemi se è adatto a voi. Anche perché appunto potrebbe essere necessario invece un intervento più leggero, oppure la scelta si può dirottare su sigilli o su qualsiasi altra cosa. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi auguro un buonissimo proseguimento e vi abbraccio, vi aspetto alla prossima condivisione. A presto dalla vostra Hildegard.